Sì, l'ho detto in premessa che per noi il tempo dei nostri cittadini, degli imprenditori, degli artigiani vale e vale molto, ed è responsabilità delle istituzioni cercare di accelerare tutti quei tempi che sono considerati dai nostri cittadini tempi morti per depositare le pratiche, e con questa digitalizzazione riusciamo ad accorciare davvero il tempo che i nostri cittadini devono impiegare per la parte burocratica. Quindi ringrazio davvero l'assessore De Checchi, la Camera di Commercio con il presidente Mario Pozza, perché il modello Triviso che si sviluppa attraverso l'efficientamento delle procedure e l'accorciamento dei tempi morti passa anche attraverso la digitalizzazione, e quindi noi siamo davvero soddisfatti. E lo sportello SUAP è un'eccellenza nazionale che viene presa da esempio da tutti i comuni italiani. Io stesso sono andato a parlare dello sportello unico attività produttive alla Camera dei Deputati, proprio perché tutti quanti si ispirano a Treviso, ma vogliamo continuare a migliorarci perché ci consente di migliorare il servizio nei confronti dei nostri cittadini. Sì, è un'importante firma perché Comune e Camera di Commercio danno un ulteriore servizio alle imprese e ai cittadini, è un servizio che porta efficienza e soprattutto risparmi in tempi per le imprese, economia di scala, ed è questo quello che chiede il mondo al giorno d'oggi. Pratiche evase in pochi giorni e soprattutto pratiche che possono essere subito visualizzate negli strumenti tecnologici al giorno d'oggi, quindi niente carte, in maniera direi H24, perché non ci sono limiti all'accesso, quindi direi che è un super servizio e un accordo che veramente mette all'avanguardia il Comune di Treviso rispetto a tanti altri comuni. È una convenzione che noi abbiamo dal 2012, oggi si incrementa con questo nuovo servizio che diamo, ne fruiscono ovviamente i comuni aderenti al SUAP. Purtroppo per la provincia di Treviso sono solo 27, il Comune di Treviso direi apre le porte agli altri comuni, e io credo che una riflessione la debbano fare gli amministratori per dare un servizio alle loro imprese. Vi do un altro esempio, paragone: in provincia di Belluno tutti i comuni della provincia di Belluno aderiscono al SUAP, sportello unico, e quindi credo che una riflessione la debbano fare, soprattutto al giorno d'oggi, dove vediamo che i sindaci continuano a lamentarsi che non hanno personale, pochissimo, poco qualificato, e questa è una risposta che si può dare, ma si può dare solo se si ha questo accesso allo sportello unico e quindi alla convenzione con il sistema camerale, che poi è in tutta Italia. Ma le pratiche stanno andando avanti, adesso tra pochi giorni ci sarà la seconda convocazione della conferenza dei servizi e quindi siamo sulla buona strada. Purtroppo ci sono dei tempi burocratici che dobbiamo anche noi subire, tra virgolette, perché sono tante le istituzioni interessate, comune, beni ambientali, e guardate, c'è un lungo elenco che veramente, adesso mi metto da parte dell'imprenditore, fa veramente, non dico perdere la pazienza perché è poco, ma siamo abituati e quindi dobbiamo accettarlo. Però insomma siamo bene, io spero entro fine anno di poter presentare il progetto definitivo. Ecco. Noi crediamo che l'amministrazione sia a servizio del cittadino e che il tempo del cittadino sia un valore assolutamente prezioso e da preservare, ed è per questo che non possiamo permetterci di far perdere ai cittadini giorni e denari in attesa di pratiche. Attraverso questo protocollo riusciremo a ridurre al minimo i tempi d'attesa di richiesta, ad esempio, di un accesso atti, e questo è fondamentale per l'economicità, l'efficienza e la trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese.